gruppo, il prossimo ensemble, insomma adesso ci sono delle storie dietro quello che mi sto per presentare, perché in realtà io dovrei presentarli effettivamente come I Shot a Man, dico bene? Questo è il nome, Yes. quello giù. Però diciamo noi abbiamo segnato soltanto uno dei componenti del gruppo, ma poi andremo a scoprire meglio perché, ovvero Blue Elia. Buongiorno, vi diamo come dire, il benvenuti qui al salotto. C'è, tanto per cominciare, una situazione molto acustica, vedo, veramente di quasi anni 30, diciamo, perché vedo chitarre, dobri, quello così, un asse da lavare, Questa è una washboard, sì, quindi un asse da lavare. cosiddetto asse E da poi ci lavare. saranno dei cucchiai e robe strane che non si dovrebbero suonare, ma vediamo cosa succede. Vediamo cosa succede. Allora, cominciamo a entrare nel vostro mondo con che brano? Qual è la prima canzone che... Killer Diller di Memphis Minnie. Attenzione ragazzi, si tratta di qualche killer qua, però loro sono sicuramente I Shot a Man. Yes, the ugly little thing you ever seen before. Didn't beat a tramp, but he's a hobo. But it's like a little something on the scout. A terrible little sucker has your mouth. That awful little thing, the killer dealer from the south. Where he walked up to the door, where I was at. In his face he was a crying cat, but it's like a little something on the scout. A terrible little sucker has your mouth. That awful little thing, the killer dealer from the south. Where he walked up to the door where I was at. In his face he was a crying cat, but it's like a little something on the scout. A terrible little sucker has your mouth. That awful little thing, the killer dealer from the south. Walking to the hotel where everybody left. He looked in the glass and he smiled at himself, but it's like a little something on the scout. A terrible little creature has your mouth. The awful little thing, the killer dealer from the south. But it's like a little something on the scout. A terrible little sucker has your mouth. The awful little thing, the killer dealer from the south. The awful little thing, the killer dealer from the south. The awful little thing, we're the killer dealer from the south.
I Shot Man, mamma mia, ci Oh, avete yeah. fatto ballare addirittura, qua è incredibile, incredibile. Sorprendenti. Tra l'altro ricordiamolo subito, sta per uscire il vostro disco, lo presenterete cos'è, la prossima settimana se non Il sbaglio, no? 27 marzo, mercoledì, al Jazz Club Torino. Quindi prossima settimana al Jazz Club, tutti invitatissimi per questo vostro lavoro che quanto ci avete messo, è il frutto di quali sacrifici? Com'è Allora, nato? ci abbiamo messo 5 giorni registrando tutti insieme, ma è un lavoro di un po' di anni, che è iniziato da loro, poi mi sono aggiunto io, mi hanno pescato in mezzo alla strada, in quanto busker, suonavo come sto suonando in questo momento, quindi Waspor, Cucchiai, ci siamo incontrati ed è nato questo progetto. Ti hanno beccato in mezzo alla strada, adesso poi parleremo meglio del fatto che tu proprio sei un basker, uno che si Sono un esibisce busker esattamente, per strada e così. partecipo E che partecipi The Buskers. chiaramente a questo talent che noi ormai, per chi segue il Salotto lo sa che stiamo sponsorizzando alla grande in questo primo talent di Basker. Tu sei uno dei Io protagonisti. sono uno di loro, visto che hanno partecipato già amici che suonano Manouche, e la mia esperienza nasce proprio da lì, ma soprattutto nasce dalla strada. È un discorso con altri musicisti e fortunatamente si è concretizzato in questo progetto che è I Shot Man, e lo scoprirete, come dicevo, il 27, mercoledì 27 al Jazz Club, quando presenteremo Gunbender e il nostro disco. Allora abbiamo quindi un'anteprima, diciamo, di quello che succederà il 27. Allora, quando presenterete questo vostro album appena diciamo prodotto, signori e signori, adesso con che cosa continuiamo in questo viaggio? Suoniamo un inedito che sarà nel disco, si chiama My Woman. My Woman, signori, I Shot a Man. Once I was a lonesome poor little boy, begging man in my hometown. Ain't got nothing but my mouth, spent a day to sing it out. But my woman, she ain't afraid of devil. My woman, she ain't afraid to die. I was singing out of the church when the woman just came out. Fairly pretty, not so young, so much chance to settle down. But my woman, she ain't afraid of devil. My woman, she ain't afraid to die. The storm was coming when I saw her crying. Thunder rambling on the hill, she was writing down her will. Dark was the night, cold was the rain, she forgot to write my name. So I ran out in the storm, told myself I'd never go home. But my woman, she ain't afraid of devil. My woman, she ain't afraid to die. Come on. I wander through the lands, I have no place to go. I ain't got nothing but my hands, someone that'll call me hobo. I didn't know that my woman, she ain't afraid of devil. My woman, she ain't afraid to die. My woman, she ain't afraid of devil. My woman, she ain't afraid to die.
Yeah. I Shot a Man, bravissimi, bravissimi. Questo era un inedito e quindi sarà contenuto nell'album che presenterete il prossimo mercoledì al Jazz Club. Però noi abbiamo accennato a questa situazione modulare che prevede in qualche modo il Shot a Man, perché Blu Elia, buongiorno, tu sei un vero e proprio busker e stai partecipando come altri, credo, una decina di concorrenti a questo che è il primo talent per i busker che si svolge a Torino proprio in questi giorni, no? Esattamente, finalmente un talent che porta al grande pubblico la strada, quindi delle realtà un pochettino diverse dal solito. È un talent in cui non si vince niente ed è la cosa più bella secondo me, nel senso che Certo. è il concetto, quindi la condivisione, la strada, il confronto dei musicisti. Non è per noi, sai. Non è per noi questo. Ma secondo me sì. Ma anche per noi. Sono troppi, diciamo, non è che possiamo. Va bene, allora adesso nel frattempo, mentre finisce, diciamo, il coro, io volevo dirvi, quindi abbiamo detto che siete, per vedere queste cose, per seguire questo talent, basta andare su The Busker. Questo è il Esatto. Domenico, chiedo a te, confermi se bisogna andare a The Busker, no? C'è un sito che sarà lanciato nelle prossime ore, insomma, abbiamo appena da poco finito le audizioni degli artisti selezionati. Blu è uno di loro che suonerà appunto poco con noi. Lui appunto ha la possibilità di modularsi, essendo uno che suona, come dire, una sezione ritmica di quelle che può suonare praticamente da qualsiasi. E insomma adesso la storia è partita, tra poco nei prossimi giorni usciremo in mezzo Con il alla sito. strada. Ma tanto comunque noi siamo sempre qui, come dire, a pedinarvi, quindi daremo Perfetto. subito, informeremo, gireremo l'informazione. Adesso proseguiamo con questo viaggio anche nel tempo, in qualche modo, perché la vostra musica mi ricorda, diciamo, tempi più analogici, però insomma, qual è la prossima canzone? Sono un pezzo che si chiama Freight Train ed è un pezzo di una signora che si chiama Elizabeth Cotten. Lei lavorava come serva in una casa di bianchi e non sapeva suonare la chitarra e in un modo tutto suo imparò a suonarla e scrisse questa canzone che parla di un treno che lei sognava la portasse via. Questo treno comunque insomma, è bel sempre treno. ricorrente nella vita di tutti. Benissimo, allora sentiamo questo prossimo brano di I Shot a Man. Freight train, run so fast. Freight train, run so fast. Please don't tell what train I'm on. They will know where out I've gone. When I'm dead and in my grave, no more good times here I crave. Place the stones at my head and feet, tell them all when I've gone to sleep. When I die, Lord, bury me deep down on my old Chestnut Street. Then I hear old number 9 as she comes rolling by. Freight train, run so fast. Freight train, run so fast.
Please don't tell what train I'm on. They will know where I've gone. Freight train. Grazie. I Shot a Man, questo era un brano, anche questo credo degli anni 20, 30, io la butto lì, però insomma, Sì, diciamo, sì. il suono mi sembrava più o meno di quell'epoca. Ricordiamolo ancora una volta che la prossima settimana uscirà un vostro lavoro, lo presentate, abbiamo detto mercoledì, vero? Mercoledì 27 marzo, Jazz Club Torino. Al Jazz Club. Adesso con che brano salutate il pubblico e date arrivederci al pubblico qui del Lab e del Salotto? Ci salutiamo con un grande classico, un pezzo di Screaming Jay Hawkins, un signore che andava in giro con gli ossi infilati per il naso e le orecchie, e il pezzo è I Put a Spell on You. Attenzione, questo è un grande classico. I put a spell on you because you're mine. Stop the things you do. I ain't lying. I can't stand no fooling around. I can stand the way you put me down. I put a spell on you because you're mine. Put a spell on you because you're mine. Stop the things you do. I ain't lying. I can't stand no fooling around. I can stand the way you put me down. I put a spell on you because you're mine. Hey. I put a spell on you because you're mine. Stop the things you do. I ain't lying. I can't stand no fooling around. I can stand the way you put me down. I put a spell on you because you're mine.
Yeah. Grandi, grandi, grandi. I Shot Grazie. Man, grazie ancora e a Blue Elia Buongiorno che poi parteciperà invece insomma, al contest di The Basker. Noi facciamo un grosso in bocca al lupo anche per questo vostro prossimo appuntamento e adesso facciamo un brevissimo cambio palco e ci sarà l'ultima band questa sera. Arrivano da Vercelli, sono i Noveis. A fra poco.